Siamo qui con Alex Chivilò. Come valuti questa partita del Vacile arrivata dopo la vittoria della scorsa settimana? Allora, sul piano del gioco sicuramente abbiamo fatto un passo indietro oggi. L'ultima partita avevamo giocato molto più fluidi, più corti. Oggi non siamo mai riusciti a trovare questo tipo di gioco e l'abbiamo pagato, prima passando in svantaggio, poi dopo che siamo andati in superiorità numerica, è vero, abbiamo pareggiato, però avremmo potuto fare qualcosa di più. È più un punto guadagnato o una vittoria persa questa? Se tu vuoi valutare il numero di occasioni è un punto guadagnato, perché non è che abbiamo tirato molto in porta. Certo resta rammarico, perché quando giochi 11-10, 11 contro 10 per così tanto tempo dispiace, c'è rammarico. Grazie mille. A voi, grazie mille. Siamo qui con Gorizizzo Eros, giocatore di questo Pozzuolo, oggi uscito con un altro pareggio in questa stagione. Com'è andata oggi? Ma abbiamo giocato abbastanza bene il primo tempo, siamo stati un po' poco concreti negli ultimi metri, ci è mancato un po' l'ultimo passaggio e potevamo finalizzare un po' meglio. Poi il secondo tempo siamo rimasti in 10 per un'espulsione e da lì abbiamo dovuto un po' arretrare il baricentro e diciamo abbiamo anche un po' sofferto, tant'è che loro hanno trovato il pareggio. Credo che nel complessivo il pareggio sia il risultato giusto per il totale della gara. Da compagno a compagno la rete del Pozzuolo era intenzionale quel pallonetto secondo te? Sicuramente l'ha sbagliata, però è venuto fuori il pallonetto e per fortuna che ha fatto gol, perché sennò si sarebbe mangiato un gol allucinante. Grazie mille.